a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, gufi, camerieri e comparse. Sono le 3 categorie che stanno, devo dire, in modo surreale e smaccatamente non all'altezza del momento storico, che stanno monopolizzando il dibattito nostrano, diciamo in avvicinamento all'incontro, appunto, comunque vada, storico in Alaska, tra Donald Trump e Vladimir Putin per o più correttamente, anche per risolvere il dossier ucraino, ma non solo per quello ovviamente, e già sul quel non solo non viene colto da, molti nostri analisti e, segna la loro inadeguatezza. Ma, i gufi sono la quasi totalità dei giornaloni di oggi, che danno già per fallito il summit. Ovviamente per fallito, diciamo, per colpa di Trump, e lo giudicano preventivamente un fallimento dal punto di vista di Trump. Perché, come dire, tra l'altro così manifestano una strana forma di putinismo indiretto, per cui per loro è più importante che fallisca Trump, quindi che esca rafforzato o vincente dall'accordo Putin, perché la loro ideologia antitrampiana li acceca a tal punto da tifare contro l'esito del vertice dal punto di vista di quello che, piaccia o no, rimane il leader del mondo libero. Poi ci sono i camerieri, può essere stata una frase gradevole o no, gradita o no da qualcuno, ma dal nostro punto di vista è una fotografia dell'esistente. I camerieri sono quelli come Ursula von der Leyen, come l'Unione Europea, come i fantomatici leader europei, che, come ha detto Matteo Salvini, al tavolo in Alaska possono al massimo portare il caffè, se li fanno entrare, perché questo è l'attuale non ruolo delle istituzioni europee, dei vertici europei, dell'eurocrazia rispetto alla possibilità storica che in Alaska si ridisegni anche la pace in Europa e probabilmente anche parzialmente dei confini in Europa. Questo dovrebbe dire qualcosa a tutti gli euro-talebani di noi altri, quelli che ci garantiscono che l'Unione Europea è la stella polare del nostro futuro. Già quantomeno, lasciamo stare la bontà del progetto, a nostro giudizio diciamo pressoché inesistente, essendo un progetto dirigista iperburocratico, ma quantomeno sull'efficacia del progetto dell'Unione Europea, potendo essa stessa al massimo servire il caffè in un incontro in cui si parla anche di lei, insomma, qualche domanda costoro se la dovrebbero porre. Poi ci sono le comparse sono un po' tutti costoro e tutti quelli, come gli stessi leader europei che strepitano perché non c'è Zelensky, mandano lettere che sono tutti riti autoreferenziali ma non hanno nessuna incidenza nella realtà. In generale le comparse sono tutti coloro che non capiscono che al tavolo, non solo fisicamente, ma geopoliticamente e simbolicamente, ci sono solo Donald Trump e Vladimir Putin, e che questa in realtà potrebbe essere o è una grande notizia per l'Occidente, a patto di capire lo schema trampiano. E sì, perché lo schema trampiano di fondo, forse il motivo che ha generato il fenomeno politico del trumpismo, è la contestazione radicale di quella globalizzazione farlocca promossa anzitutto dall'Occidente, che si è rivolta ben presto contro gli interessi dell'Occidente stesso, da un punto di vista di Trump anzitutto contro l'America, ma anche contro i nostri. È quello schema di masochismo inesplorato per cui si sono rese altre aree del globo fabbriche del mondo, Cina in primis, pensando che le nostre società potessero crescere all'infinito come, diciamo, vasti settori di terziario via, e società che consumano solo qualcosa prodotto altrove. Trump contesta radicalmente questa globalizzazione, anzitutto perché vede chiaramente, perché glielo dice il suo elettorato, che questa globalizzazione ha fatto in primis gli interessi della Cina. Tra l'altro, inciso, ma neanche tanto, Trump ha appena concluso un accordo con i 2 colossi dei microchip statunitensi, che potranno sì continuare a vendere tecnologia ai cinesi,
ma il 15% di questi proventi verrà incassato dal governo americano. Quindi c'è un piano complessivo di Trump che mira a sbaraccare questo disordine globale che fa gli interessi della Cina, e da questo punto di vista l'incontro con Putin è molto importante, e chiunque tenga il futuro dell'Occidente dovrebbe guardarlo con grande importanza, e gli piaccia o no Trump, tifare per lui. Perché anzitutto se dal summit si uscisse con un accordo, con una bozza di accordo, o comunque con una reciproca soddisfazione tra i due leader, vorrebbe dire che Trump è riuscito a realizzare, o a realizzare in parte, o comunque a mettere sul tavolo l'assioma kissingeriano supremo della geopolitica, diciamo, statunitense, per cui bisogna sempre evitare la saldatura tra i due giganti eurasiatici. Kissinger separò la Cina dalla loro Unione Sovietica perché era il soggetto più debole, adesso il soggetto più debole è chiaramente Putin. Gli antiputiniani di maniera lo anche sopravvalutano, facendone, come dire, il baricentro di qualunque analisi. Putin è il soggetto più debole, che ha un'alleanza in questo momento oggettiva ma puramente tattica con la Cina di Xi Jinping, che è puramente tattica ed è viceversa contraddice tutta la storia strategica della Russia, che non può finire da vassallo della Cina, cosa che l'attuale stallo implica. Quindi se si uscisse con un accordo, in qualche modo Trump avrebbe comunque divincolato Putin dall'abbraccio con la Cina, spaccato o incrinato, iniziato a incrinare l'asse eurasiatico, che è letale per l'Occidente, ma anzitutto per l'Europa, perché poi gli Stati Uniti sono la più grande potenza globale da un punto di vista economico e militare, hanno due oceani che li separano dal resto del mondo. Diciamo che un asse euroasiatico offensivo sarebbe anzitutto un problema per noi, e quindi già solo per questo bisogna sperare che esca qualcosa da questo accordo. E in secundis bisogna sperarlo anche perché sarebbe la certificazione o il primo passo verso la pace in Europa, lo schema trampiano della pace attraverso la forza, perché se Putin addivenisse una forma di accordo vorrebbe dire che lo schema trampiano della pace attraverso la forza funziona. Come possa tifare contro questo chiunque tenga davvero, non nella retorica dell'establishment, ma nella vita dei popoli, al futuro dell'Europa, francamente mi sfugge. In ogni caso salutiamo gufi, camerieri e comparse. Abbiamo poche certezze, ma una è che il 15 agosto chiunque sia compos sui deve tifare a oltranza Donald Trump. Grazie a tutti, a domani.